Rieccoci insieme. Allora, consigliera, chiedo un po' a lei, ma si può per capire chi è il guru, chi è la guru, insomma, la figura trainante, cosa scatta come meccanismo, cioè anche dal punto di vista psicologico, per stare attenti, secondo lei c'è una fattispecie che può essere identificata, e poi lo chiederò anche a lei in base agli atti che ha studiato e l'esperienza che si è fatta. Diciamo, la fattispecie giuridica è quella della persona che attua una coercizione psicologica sull'altro, tale per cui questa persona che cade nella soggezione è come se venisse privata di qualsiasi capacità decisionale riguardante la propria vita e il proprio modo di vivere. Quindi c'è l'elemento doloso. Quindi certo c'è l'elemento doloso. Io parto sempre da quanto ho letto nel libro di Martina. Allora lì è dato pensare che comunque alla base ci fossero delle situazioni familiari comunque deboli, con delle criticità, che può essere la mamma ammalata, come in questo caso, come insomma sì, ce ne sono dappertutto. Ecco, giustamente lei dice tutti abbiamo i nostri problemi, non per questo tutti. Ovviamente magari c'è anche accanto alle difficoltà ci sono dei soggetti anche probabilmente con delle particolari predisposizioni che sono più deboli, e che quindi, se io parlo di debolezza, è ovvio che la tutela giuridica assume un maggior valore. Cioè, mi viene in mente professore direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Ferrara, che ora non c'è più, parlava, il professor De Fazio, parlava proprio di plagio come realtà nell'ambito dei rapporti interpersonali, ma parla anche di vuoto della tutela della salute psichica. Affiancato al plagio, cioè sono due cose che molte volte vanno, non dico a braccetto, ma comunque si intersecano. Ciò detto, però rimane sempre il fatto che lei mi chiede, ma l'autore del reato è un delinquente, è una persona che delinque e che ha come scopo la riduzione proprio in schiavitù. Usiamo questo termine perché forse è più toccante, la riduzione in schiavitù di una persona per raggiungere degli scopi di natura anche economica, soprattutto quello, ovviamente raggirando quello che è la legge. Però, qualche punto anche l'aiuto, a parte che potrebbero essere anche più persone, cioè non è detto che uno o più persone. Infatti nel caso descritto da Martina c'era anche aveva una complice e poi la cosa si è allargata, certo, quindi diventa da notare la difficoltà anche degli inquirenti nelle indagini, perché voi avete l'ispettore, avete conosciuto anche l'ispettore? Assolutamente sì, sì. L'ispettore mi ha un po' spiegato come sono riusciti ad arrivare, perché c'erano state delle segnalazioni, però dovevano essere i ragazzi dentro a denunciare, ma come fanno a denunciare? Non possono, non ci riescono. Forse c'è anche paura magari. Sì, assolutamente sì, erano terrorizzati da questa persona, avevano paura che lui togliesse gli angeli che li proteggeva, che proteggevano la famiglia, cioè ormai avevano dentro questa... Quando sono fuoriuscite le ragazze avevano sempre paura, che lui diceva che prima o poi ci sarebbe stata la fine del mondo, e loro continuavano con questa paura, capito? Sì. È molto difficile poi, anche perché non c'è ci non sono le strutture per accogliere queste persone, e queste persone sono rimaste diciamo imbrigliate. Però è anche lì, dall'altro punto di vista, è tutto al di là, dove c'è l'estorsione di soldi, denaro, vabbè, si configura magari del fattispecie ben preciso di reato, ma dove invece c'è soltanto un aspetto etico, religioso, di convincimento. È anche difficile a volte da scardinare, perché dice tu smentiscimi che nel 2035 non ci sarà la fine del mondo. Come fai a smentirlo? Tu smentiscimi che non ci sono queste entità, cioè ormai c'è di tutto e di più. Assolutamente. Ci credi o non ci credi? Sono delle cose
cioè veramente legate al filo del rasoio, cioè, per cui, e ci sono tantissimi gruppi che magari non fanno male a nessuno, le persone che ne fanno parte si trovano benissimo, si trovano una seconda redenzione, per cui come distinguere quella che è la setta pericolosa e quello che è il gruppo che ha una finalità magari fuorviante dalla realtà, però magari ci sono dei segnali ben precisi. Ma secondo me il discrimine sta nel verificare dove c'è la coercizione psicologica. Ecco, sì. È quello, quindi l'elemento della violenza, insomma. E quindi in qualche modo sì, perché è lì l'elemento che poi secondo me è dirimente, perché uno può anche fare parte di una setta, lavora la terra, sì. si trova bene, però sai cosa c'è? Che alla fine della giornata me ne torno a casa, ho i miei affetti familiari, non ho isola. la mia famiglia, esatto, ma nel momento in cui la persona si isola, esatto, e alla persona viene impedito di avere una vita di relazione, scusatemi, quella è una riduzione. Ecco, questo è un elemento molto importante, conferma quindi l'isolamento di queste vittime. Ci sono dei segnali, infatti la presidente della Pulce nell'Orecchio, che è Rita Repetto, con cui collaboriamo, ha fatto un bellissimo segnalibro che lei dispensa nelle varie scuole. Lei va ovunque in Italia a presentare il caso di sua sorella e ha questo che non segnalibro. c'entra con l'autrice, con il soggetto del libro. Ci sono tante associazioni che lavorano in questo campo. SOS Antiplagio è l'associazione con cui collaboro io, c'è la Pulce nell'Orecchio, ce ne sono parecchi, e una cosa importante anche, a Firenze c'è la SAS, che è la squadra anti-sette, esiste, è che un corpo specializzato della Polizia di Stato che raccoglie le segnalazioni da tutte le associazioni, tra cui quelle che vi ho detto adesso. Ed operano in tutto il territorio nazionale, però finora hanno avuto un ruolo di sentinella, cioè quello che dicono, quello che segnalano le associazioni, ma manca qualcosa di concreto, quindi c'è comunque qualcosa in Italia, però manca tutto vabbè, questa legge per poter intervenire. Mancano le strutture dopo per quando anche ci prestare sono assistenza. Esatto. Esattamente. Allora, lei prima mi ha chiesto dell'ispettore. Sì, io sono stata un paio d'ore a parlare con lui, che mi ha spiegato un po' tutto, e era da un anno circa che la sua squadra controllava, aveva messo tutte quante le cimici, giusto, se sono e controllava la posta, però nessuno, cioè i ragazzi non denunciavano, continuavano e loro sentivano tutto. Quando è che sono riusciti ad intervenire? Quando hanno sentito una telefonata, 2 ragazze erano state rinchiuse in un pollaio, senza mangiare, senza bere, hanno sentito una telefonata che diceva da quanti giorni è là, hanno dato a mangiare, no, senza mangiare, e quindi da là è scattato il blitz, 200 uomini sono andati. Mamma mia! Sì, 200 uomini hanno circondato la casa e solamente allora per sequestro di persona. Quello è stato il motivo. C'è stata la confusione. E da là poi, vabbè, il guru è stato arrestato, eccetera, eccetera. Però è stato arrestato per sequestro di persona. Per sequestro di persona. E neanche per violenza sessuale ha preso, allora, diceva l'avvocata che ha seguito le ragazze, la Maria Pierrizzo, che l'avvocata, adesso Scatto mi potrà dare conferma, per abuso sessuale sono su 6-7 anni, per una volta. Lui ripetutamente abusava di queste ragazze e di più ragazze, quindi avrebbe dovuto prendere, invece 6 anni è andato, mi sembra 6-7 anni, che poi non ne ha fatto neanche uno comunque. Che lui non è andato in... perché poi si è malato ed è morto, mi pare. Poi si è malato, poi è scappato e poi era morto, poi è risuscitato dopo 3 giorni e dopo, vabbè, è risuscitato. Giustamente faceva la riprova è evidente è risuscitato. Sì, sì. Adesso qua tiriamo fuori anche la cosa mistica, per carità. Però, insomma, ecco, lei diceva e sottolineava anche la consigliera giustamente il coinvolgimento dei giovani, però il messaggio è
purtroppo non sono solo i giovani coinvolti, sono magari forse, come abbiamo parlato tante volte nella mia trasmissione, si rivolge ai giovani fragili, eccetera, in tutte le variabilità della fragilità, le espressioni della fragilità, però ci sono anche gli adulti. E tante volte anche degli adulti in un momento di difficoltà possono essere coinvolti in questi ambiti di solitudine, di abbandono, di tante cose. Per cui il messaggio è sì per i ragazzi che sono esposti a tantissimi vulnus, impressionante, ma anche agli adulti e anche alle persone anziane, è un altro aspetto, perché ci sono dei gruppi, chiamiamolo sette, adesso vi chiederò la spiegazione scientifica di setta, che hanno una certa età, ma non riescono ad uscirne, e questa è un'altra componente, anche lì c'è violenza. E attenzione anche i bambini, perché ci sono bambini che vengono trascinati dentro le sette dei genitori o addirittura nascono all'interno di una setta, e a volte non c'è traccia di questi bambini perché non sono neanche registrati. Mamma mia. Sì, questo è un altro... Ma cos'è una setta? Spieghiamolo ai nostri telespettatori, chi magari ci ascolta mi dice ma alla fine che cos'è? Perché uno si immagina di cappucciato. No, brava, no, non è quello. No. Esatto, infatti io non abbiamo le immagini di incappucciati perché sennò diventa fuorviante. Che cos'è, dottoressa? No. Allora, quando c'è una persona, un leader carismatico, che riesce a far fare quello che lui vuole, in parole semplici, quello che lui vuole, e dico quello che lui vuole perché fa fare qualsiasi cosa, anche a livello sessuale, ed è talmente bravo di convincere che quello che dice lui è la cosa giusta, che lui li ama profondamente, che con loro saranno salvati perché lui li protegge, perché sono questi personaggi che hanno un'abilità di manipolare le menti, giovani, non giovani, soprattutto però le menti fragili. Ma quindi sono persone con un'intelligenza anche importante? Assolutamente, non c'è non c'è l'avvocato no, perché, o il medico no, il contadino sì, no, c'è di tutto all'interno di una setta. Però chiamiamoli culti abusanti. Sì, esatto. L'abusante, gli abusanti hanno un'intelligenza, dicevo, sì, importante, perché sì. Cioè non è che, quindi non è così facile neanche interagire con queste persone, penso. La figura io parlo adesso di ragazzi perché io ho letto tutte le deposizioni, come diceva, e le testimonianze di questi ragazzi erano tutti con alle spalle avevano una famiglia con problemi, ok? Tutti quanti, e sono stati proprio adescati da questo personaggio nel momento di fragilità, e tutte, attenzioni, giovanissimi. Pensiamo, allora, io vi faccio una cosa, questa è per far capire quanto può essere forte la manipolazione. L'ispettore mi diceva che quando, e questo l'ho scritto anche sul libro, un episodio che io ho scritto, l'ispettore mi diceva che quando hanno fatto il blitz poi hanno iniziato ad andare avanti e indietro nella comunità, portava le ragazze, le interrogava, eccetera. Un giorno stavano tornando indietro, c'era il suo collega che guidava e andava pianissimo, ma con la volante che va a 300 all'ora andava pianissimo. Ma perché vai così piano? Sai perché? Il Santone mi ha detto che andando a casa noi avremmo fatto un incidente, quindi è meglio andare piano. Allora, un agente di polizia, quante ne vede un agente di polizia? Penso ne vede di tutti i colori, no? Ci resta condizionato da questo? È rimasto condizionato da questo personaggio, aveva paura effettivamente di fare l'incidente perché l'aveva detto il guru. Pensiamo alle menti giovani, cosa può fare? Assolutamente, noi invece infatti è una cosa trasversale, giovani e non giovani. Allora, noi siamo giunti al termine della trasmissione, sarebbe interessante poter dar seguito a questo, un po' se ne parlava anche fuori onda, così proseguo in futuro, magari coinvolgere forze dell'ordine, anziché esperti, psicologi che possono fare anche un profilo, analizzare, e anche le associazioni, perché per chi ci ascolta è importante dire sì, ok, ma a chi mi rivolgo, dove sbatto la testa?
È questa la questione. Vado in consiglio regionale, cioè uno dice ma dove vado e mi rivolgo a chi? Giusto, Presidente? Sì, ci sono diciamo, dei mezzi che la politica può sicuramente attivare per fare il focus su determinate, su tutte le problematiche. Per dare una mano, per aiutare queste queste persone. Questo è sicuramente uno di quei casi in cui penso che sia il legislatore regionale che quello statale possano veramente fare quadrato ed intervenire. Però vorrei sottolineare anche un'altra cosa che io ho pensato, che ho capito da questa storia che poi ha riguardato il plagio, cioè l'elemento che accomuna, diciamo, tutte le persone che abbiamo visto sono cadute in questa rete, alla fine possiamo dire che sono accomunate da una cosa, ed è il bisogno di essere protetti. Di trovare una specie di famiglia. Allora questo mi fa pensare anche ad altro, oltre alla problematica di inquadrare il plagio come un reato. No, ma infatti quello ci vogliono gli psicologi per capire. Di reato, però il bisogno di protezione. No, io dicevo un'altra cosa, io dicevo che specialmente nelle persone giovani, ovviamente il bisogno di protezione, perché c'è questo bisogno di protezione? Perché evidentemente che va all'esterno, che va cercato all'esterno, perché non viene trovato nei luoghi in cui dovrebbe esserci. Prima di tutto la famiglia, poi penso alle istituzioni, alla scuola, penso anche alle parrocchie che una volta avevano i centri per i ragazzi, insomma dobbiamo farci interlocutori, perché penso che anche questo sia un modo per cercare di creare una barriera e insomma dobbiamo cercare di occuparci forse un po' di più. Assolutamente, io vi ringrazio Francesca Scatto, Presidente della Sesta Commissione, Marta Longhini, autrice del libro Lascia tutto e seguimi, tratto da una storia vera, e vi invito a fare delle riflessioni e considerazioni e vi lascio alla pubblicità. Noi continuiamo la trasmissione, ci congediamo dalle nostre ospiti, dalle nostre interlocutrici e ci vediamo dopo.